39 imprese coordinate dalla Confartigianato hanno partecipato alla fiera Origin di quest'anno su 80, una presenza massiccia che ha visto questa volta non solo il Veneto presente, che comunque ha portato 14 imprese, ma anche la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Toscana, le Marche, il Friuli Venezia Giulia. Uno sforzo organizzativo importante, ma che sta dando i suoi risultati, perché la fiera, anche con le indicazioni degli imprenditori, sta cambiando volto, c'è un bel giro, ci sono contatti importanti e per la prima volta i terzisti possono dire di essere usciti dal loro guscio ed essere con le loro botteghe nel mondo, perché qui stanno passando le aziende produttrici non solo italiane ma anche straniere, ed è un'occasione di confronto, di scambio non solo con i grandi committenti ma anche tra impresa e impresa, un'operazione che vede la Confartigianato tra i protagonisti insieme alla fiera Origin e alla manifestazione Milano Unica a Milano Fiera Rho. Fabio Petrella, Presidente Federazione della Moda, Confartigianato protagonista di questa fiera Origin, tante imprese e soprattutto sembra che con le indicazioni anche degli anni passati stiano lavorando bene. Un gioco di squadra incredibile, tutte le eccellenze di Confartigianato, esse siano le imprese che hanno partecipato, mi dicono essere numerose, vedo essere numerose, circa 40 su 80, per cui possiamo dire che ci abbiamo messo proprio il piede in maniera importante. Ringrazio i nostri funzionari dal Veneto alle Marche, alla Lombardia, all'Emilia Romagna, ma dappertutto. Ringrazio gli organizzatori di Origin che ci sono venuti incontro quando ancora non avevamo l'opportunità di dire la nostra in maniera così specifica. È un gioco di squadra, quindi credo che debba essere condiviso questo successo con tutti. Mi dicono le presenze essere molto importanti. Io credo che sia il coronamento di un'attività durata per mesi, dove c'è stato finalmente un gioco di squadra e dove i risultati sicuramente non mancheranno. I contoterzisti, che sono il core business di questa manifestazione, non sono abituati ad andare in fiera. Alcuni di alcune regioni è la prima volta che partecipano, sono rimasti stupiti. Quindi hanno qualcosa da dire al mondo questi terzisti? Hanno tutto da dire. Oggi abbiamo parlato di UNESCO, abbiamo parlato di valori artigiani, abbiamo parlato del saper fare, del bello e il ben fatto. Loro sono i custodi di queste tradizioni. Adesso sta nel nostro compito quello di portare le loro eccellenze su un codice commerciale. Loro devono dare valore a questo know-how, devono dare valore alle loro imprese, devono dare valore alle loro mani. Noi dovremmo essere soltanto che dei formatori, dei tutors attraverso i quali prendere le loro eccellenze, saperle coniare in maniera commerciale e darle in pasto, ma veramente in pasto, al mercato, che sicuramente non se le farà scappare. E in tutto questo c'è un grande cappello che è quello del Lice, che ci sta dando una mano. Lice, qui mi dai un assist veramente molto importante, perché il nostro presidente Giuseppe Mazzarella, che tanto sta spendendosi per far sì che Confartigianato sia sui massimi sistemi a livello di internazionalizzazione. Lice in questo momento sta lavorando benissimo sia dal punto di vista di incoming, quindi attrarre tutti quelli che sono i potenziali buyers di questi bellissimi prodotti che vediamo oggi qua, sia di ponte attraverso il quale questi bellissimi prodotti qua possano essere portati direttamente nei mercati di grande interesse, quali mi viene in mente l'Oriente, quali mi viene in mente gli Stati Uniti, quali mi viene in mente l'Europa. Per cui grande squadra, facciamo internazionalizzazione, io ci credo, Forza Italia.